Buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 e Forza Naples. Allora, oggi parliamo delle maglie 2019-2020 del Napoli. Ha fatto le maglie il Napoli, tre maglie, tre colori, come sempre ovviamente, non possono fare tutte le stesse colore. Partiamo dalla prima maglia, la prima maglietta è azzurra, come sempre, il nostro colore. Il nostro vero colore, il colore che amiamo è azzurro, è quello del Napoli. Però come l'hanno fatta questa maglietta? Azzurra con sotto la maglia, è fatta stile di serpente, è fatto, sotto il colore azzurro. Si intravede, non è che si vede bene, perché comunque sull'azzurro si vede un po' di macchioline lì per lì, però sull'azzurro non si vede tanto, si vede di più sulle altre maglie. Ma parlando della maglia, la prima maglia, la maglia azzurra, hanno fatto delle fasce, diciamo, sopra le spalle che vanno a finire anche sotto le ascelle, diciamo, nei fianchi, grigie sulla maglia azzurra, cioè il grigio sulla maglia azzurra, cioè, marichia, ma pure diciamo questo fatto di pelle di serpente, sotto il colore azzurro, diciamo sulla maglia del Napoli, ma che cacchio, una volta la Pantera, una volta serpente, ma che mi fu, zo o mi fa la maglietta del Napoli? Cioè io non sono d'accordo con questo fatto che bisogna cambiare per forza. A me piace il colore del Napoli unito, semplice è la maglietta, più semplice è e più bella è. Poi ci puoi fare del colore, diciamo le strisce laterali colorate in bianco o azzurre, diciamo così è la maglia, così mi piace. Ricordiamoci la maglia di quest'anno, era con tutte le forme geometriche che andavano a costruire poi una pantera diciamo nel centro, Coppa Panza, poi c'era fatto tipo il disegno della pantera che non ci azzecca niente con Napoli, nemmeno a fare il ciuco che magari è il simbolo del Napoli, il nostro ciuccio, invece una pantera, cioè che ci azzecca, vabbè. A parte questo, poi tutte quelle forme geometriche, tutti nei lati qui c'avevi tutti sponsor K, esagerata, un po' troppo su tutto perché già c'aveva tutti quei rombi, tutti quei disegni geometrici. Poi c'era cosa era la Pantera K, poi c'era tutta K qua, troppo riempita, poi c'ha quei due sponsor, Lete e Garofalo, proprio la maglietta, da poco non vedi nemmeno il colore perché c'è tutti questi pezzature sopra, tappezzature sopra che è un casino. Invece su questa prima maglietta cosa non mi piace? Il fatto che c'è che è disegnata a pitone di serpente sotto. È vero, sull'azzurro non si vede tanto, cioè ci può anche stare, cioè va bene pure così. Però ci vanno a mettere strisce grigie sopra e anche laterali, grigio sull'azzurro. Cacchio, mettici un bianco che ci azzecca di più perché la maglia del Napoli è bianco-azzurro, il colore del Napoli è bianco-azzurro. Più ovviamente la fai azzurra, ma se ci vuoi mettere un colore affiancato ci metti il bianco, non il grigio sull'azzurro. E qua proprio ci hanno incarrato proprio, cioè secondo me. Dovevano metterci il bianco al posto del grigio e questo non mi piace il grigio. Sulla sinistra c'è lo stemma del Napoli, sul lato del cuore c'è lo stemma del Napoli, invece sulla destra troviamo lo sponsor della K, e lo sponsor della K sulla maglia azzurra questa volta non è più bianco ma è nero, colorato nero, cioè con il colletto ovviamente grigio mi sembra e con sì, le lineature nere che portano anche allo sponsor nero. Che devo dire qui, il colletto insomma, anche lì, cioè questa maglia, secondo me, mi piaceva quasi, ti devo dire la verità, mi piaceva quasi più quella di quest'anno che quella che hanno fatto ora, per l'anno prossimo, Comunque, se andiamo a rivedere invece la maglia del Napoli, più, diciamo, secondo me regolare, ai nostri colori e a tutto, è la maglia non dell'anno scorso, del 2019, 2018-2019, ma il 2017-2018, in cui c'era Sarri l'ultimo anno, quella lì azzurra con le strisce blu laterali. Quella era la vera maglia del Napoli, secondo me. Qui diciamo proprio niente a che fare, vabbè. C'è chi piace, chi no. A me onestamente preferivo anche questa di quest'anno a questa qua. Poi vedete voi se vi piace.
Passiamo alla seconda maglia che dovrebbe essere rossa. Voglio, la seconda maglia è rossa. Sempre qua si intravede di più sul rosso. Si vedono tutti che le macchie tipo di serpente, logo. E poi c'è vabbè, il bianco sul rosso ci sta bene, diciamo, sul fatto laterale. E poi i stemmi della K ce ne abbiamo uno qui a destra e uno a sinistra. Poi sul rosso, vabbè, lo stemma K in bianco ci sta bene. Ovviamente lo stemma del Napoli è azzurro con il cerchio in blu. Voglio. Che poi ci dice? O colore rosso, insomma, cioè io come seconda maglia vedevo il bianco, che voglio, è il nostro colore, la maglia bianca a me mi piace. Ci manca sta maglia bianca. Quest'anno abbiamo avuto grigia, blu e nera scura, blu scura, quelle che è. Invece ora ritorna il rosso, che non mi dice niente, non mi ci piace, voglio. E anche sta maglia secondo me è bocciata. Poi, voglio, se vi piace a voi, che faccio dice? Comunque è già buono il fatto che il bianco sul rosso ci può anche stare. Invece la seconda maglietta di quest'anno era praticamente blu scura, blu notte, tendente al nero, con le strisce laterali blu, poi giù è stemma della K azzurro come lo stemma del Napoli. Bella, diciamo più bella secondo me di questa rossa, che non mi piace niente. Cioè, anche a livello di seconda maglia, preferisco quella di quest'anno a quella dell'anno prossimo. Andiamo sulla terza maglietta. Terza maglietta, sempre a pelle di pitone, tutte e tre magliette comunque sono fatte a quello stile lì, è grigia, voglio, con lo stemma della K nero, lo stemma del Napoli e poi sopra sempre le spalle come quella lì, come le prime due maglie che diciamo quella azzurra e il grigio, quella rossa c'è il bianco, su quella grigia abbiamo l'azzurro sopra, voglio. E ovviamente, voglio, è grigia la terza maglietta. Diciamo il grigio anche, cioè ultimamente stiamo facendo come le tute, come c'è la Tenghimo, anche le magliette, le stiamo facendo grigie. Infatti anche la terza maglietta di questo anno è stata grigia, voglio. Quale preferisco? Diciamo è più bella sempre quella di quest'anno, preferisco, voglio. Non è male, diciamo, se la combatto con quella di quest'anno, grigia e grigia, più o meno sono lì, diciamo alla pari, vai, grigia e grigia più o meno uguali, perché comunque su questa qui che hanno fatto con a pelle di pitone, comunque c'è l'azzurro sopra le spalle, come le fasce laterali che c'aveva quella di quest'anno, comunque c'è il colore del Napoli, ma il grigio, non so che ci azzecca, cioè, boh, me lo devono dire loro. Io andavo sui colori del Napoli, la prima la facevo azzurra, con le strisce bianche sopra le spalle e laterali, però semplice. La seconda io la facevo bianca, sempre semplice, con diciamo il laterale del bianco ci potevi mettere l'azzurro oppure ci potevi mettere il blu scuro che ci stava benissimo secondo me. La terza la facevo blu notte appunto, come il contorno dello stemma del Napoli con l'azzurro sopra le spalle e laterale. Questo era il mio pensiero sulla maglia. Ovviamente K fa queste cose particolari, diciamo che la cosa positiva sulle maglie è che non è tutta marchiata K come è stato in quest'ultimo anno, che c'aveva tutto sto K laterale sulle maniche. Ora l'hanno fatto uno solo sulla spalla a destra e uno a sinistra, e poi sulla sinistra del petto e basta. Però sta stupelle di pitone che cacchio c'ha il secco con Napoli, io non ho capito. Io ho preferito negli ultimi 3 anni la maglia che praticamente abbiamo giocato nella stagione 2017-2018 con Sarri, quella azzurra con le strisce blu laterali, diciamo il contorno di dietro che veniva blu scuro, quella diciamo semplice ma bella, perché comunque rappresenta i nostri colori, azzurra normale, senza tutti sti pitone, pandera, tutti sti forme geometriche, stipelle di serpente, capito? Semplice.
i nostri colori, azzurro e il blu scuro del contorno, come lo stemma del Napoli. Quella secondo me è stata la miglior maglia che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni. Poi invece si stanno a peggiorare. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate di queste 3 magliette. Dell'azzurra, con le spalle grigie, praticamente l'interno dei fianchi grigi. La rossa, con le spalle bianche e l'interno bianco. E la grigia, con le spalle azzurro e l'interno azzurro. Voglio. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste 3 maglie nei commenti, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale di Napoliello87 qui sotto il video. Un saluto e un abbraccio da Napoliello87 e forza Napolès. Buonanotte, voglio.